Così come era stato per l'avvio, anche la fine della zona rossa dell'Arcella sta dividendo cittadinanza e politica. Si discute sull'eventuale rinnovo e si attende la convocazione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che dovrebbe essere convocato come sempre di mercoledì in prefettura. Solo allora si saprà se ci sarà una proroga del provvedimento, anche se il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in città proprio in questi giorni ha annunciato che verrà rinnovata. Se ne discute, io so che c'è anche molto apprezzamento qui a Padova come altrove, perché poi non è altro che un modo per rafforzare la vigilanza e il controllo sul territorio, come auspicato dai cittadini da più parti, quindi vedere la presenza maggiore, più visibile appunto delle forze di polizia e soprattutto scandita nell'operatività da determinati obiettivi, quindi ecco perché continueremo. L'amministrazione cittadina con il sindaco Giordani sperava invece in una conclusione della zona rossa e in consiglio comunale verrà presentata una mozione per esprimere la contrarietà alla zona ad alto impatto. Anche per la consigliera regionale del Veneto che vogliamo, Elena Ossanel, l'esperienza va conclusa e replica così alle parole del ministro. Il ministro non riesco a capire in base a cosa dica che qui viene ben accettata la zona rossa, perché appunto parlando con residenti, commercianti, cittadini, abitanti, la zona rossa dicono non è servita a cambiare la situazione, non è stata efficace, è un provvedimento spot e propagandistico. Ecco, lo dice anche in realtà il nostro comune, il sindaco Giordani si è sempre espresso appunto con contrarietà. I commercianti dell'Arcella a maggio avevano scritto una lettera al presidente Mattarella preoccupati per l'effetto negativo che l'appellativo zona rossa avrebbe avuto sul quartiere, il più popoloso della città. Per prendere in carico delle questioni così complesse non servono provvedimenti che non arrivano al risultato. Parlando di alcuni dati che abbiamo visto sui giornali, se nel mese di giugno sono stati fatti 1350 controlli e abbiamo avuto 7 segnalazioni, vuol dire che questo provvedimento non serve nemmeno alla sicurezza che viene tanto propagandata da Piantedosi. Cioè io mi chiedo, le forze dell'ordine, se lavorassero normalmente, con i loro turni normali e non con una zona rossa, e tra l'altro vorrei chiedere al Ministro quanto è costata ai cittadini un provvedimento di questo tipo che non porta risultati, non avremmo avuto gli stessi controlli e magari anche gli stessi risultati. I residenti si stanno attivando tantissimo da anni per rendere questo quartiere migliore. Ecco, non è con la zona rossa che si risolvono le questioni, i problemi dell'Arcella.